Bentrovati, bentornati a questo nuovo appuntamento con Mille Voci, una nuova puntata di questa 17ª edizione. Un'altra di queste puntate piene di ospiti, di artisti e di persone amiche di questa trasmissione, come loro che sono tornati a trovarci da Napoli, il Giardino dei Semplici. Buonasera. Bentrovati, grazie grazie di essere tornati a trovarci, grazie da parte mia, da parte del pubblico qui in studio, ma soprattutto da parte del pubblico da casa che vi segue sempre con affetto anche quando appunto siete ospiti qui di Mille Voci. Quindi tutti chiedono: ma c'è il giardino quest'anno? C'è il giardino? Adesso Andrea fa la battuta e dice no. Perché voi dovete sapere che poi dietro le quinte si scoprono delle cose per le quali Andrea fa delle battute che mi devo preparare la prossima volta col telefonino a registrare e ogni tanto le manderemo in onda. Poi questa cosa col Turco la organizziamo, perché loro, oltre a essere dei bravissimi musicisti, sono anche delle persone molto disponibili e molto simpatiche. Non è che facciamo i comici, insomma. Un pochetto. Allora, il brano di apertura di questa puntata. Se un giorno tu. Se un giorno tu ripenserai a me, ad occhi chiusi per difenderti da quella nostalgia impossibile da spegnere, da illudere. Parlare della nostra condizione per quel pretesto assurdo di comunicare, gettare via le stupidaggini e le dicerie a chi ti ascolta e pensa che ci stai a morire. Se un giorno tu ripenserai a me, al nostro stare insieme, a ridere, e capire che senza me tu ci puoi vivere e ricominciare. Apri un cassetto, cerchi quelle mie parole in una lettera d'amore che fa male. Se un giorno tu ripenserai a me, al nostro stare insieme, a ridere, sudare, piangere, da vincere, gli scrupoli da stringere, le mani e dire giuralo. Se un giorno tu ripenserai a me,
Grazie. Bene, allora, vogliamo andare avanti con dei grandi successi. Dovete riproporci qualche vostra altra canzone. Andrea, vai. Ditemi cosa. Non lo so, Come non lo ricordo so? la scaletta veramente. Guarda che sono tremendi, non stanno attenti. A sorpresa, a sorpresa. C'è un Allora- pezzo inedito dal nuovo album Concept. Vediamo. Oh, allora, l'album che abbiamo presentato Lo scorso la anno. scorsa edizione, Brava. Aria, Acqua, Terra e Fuoco. Brava. Se non ci fosse Tommy, io non so No, come no, fareste. no, vabbè, Vi salva. perché ti vi sei ha messa salvato lì, in non corpo. sei in mezzo a noi, per cui sono quello forse più vicino. Quello che riesco ad attaccare subito. Allora, qual è il brano che ci fate sentire? Guarda, non scappare perché ti cercherò. Il giardino dei semplici. Che ne farò di questo amaro che mi fa già tanto male? Che ne farò di questo giorno? Non ci voglio più pensare, immaginare quello che dovrò provare se ti incontrerò per strada in un momento da morire. Ho sempre freddo pensando a te e alle tue braccia che non so dimenticare. Mi mancherai, ti mancherò e avrò paura di abbracciare un altro amore. Ti cercherò dove si vede tutto il male da schiacciare. Ti cercherò perché sei tu la mia tempesta da guarire. Ti cercherò, perché sei tu la perla nuova da scoprire. Cercherai come in un sogno quando non ci puoi dormire, nelle notti che ho bisogno come il pane del suo amore. Ho sempre freddo pensando a te e alle tue braccia che non so dimenticare. Mi mancherai, ti mancherò e avrò paura di abbracciare un altro amore. Ti cercherò inginocchiandomi davanti ad un altare. Ti cercherò facendo a pezzi i giorni neri da bruciare. Ti cercherò, anche nel centro degli abissi in fondo al mare. Sei tu la mia montagna da scalare. Ti cercherò e sarai tu la perla nuova da scoprire. Ti cercherò. Grande Tommy. Ti è piaciuto? Moltissimo. Quindi non scappare mai perché di sicuro ti Mi cercheremo. venite a cercare. Voi invece non potete scappare perché mentre stavate cantando io e il maestro Alessandro ci stavamo chiacchieravamo. confrontando e lui diceva guarda che sono proprio bravi, sono bravi, e lui mi faceva però io devo ascoltare quella canzone. Sì, E quella- faceva il quale grande canzone, Quale? quale canzone? E beh, alla fine ho ceduto, ho detto una adesso lo canzo- la più chiedo. dolce di tutte. La più dolce di tutte. Guarda, La facciamo? dai, ci fate questo Dai. regalo? Grazie. Dai, grandi, dai, il La giardino- nuova versione, la allora. nuova La versione che è in concept. Benissimo, di Benissimo. Miele.
sapore che non ho scordato mai. Miele, torni domani, cos'è cambiato? Forse è colpa degli esami. Quando hai detto scusami è finita, già cadevano le prime stelle. Miele, come eri bella, e l'estate ancora sa di miele, anche se io senza te sto male con me. C'è un'altra e potrei far l'amore, ma non è miele. E l'estate ancora sa di miele, anche se io senza te sto male con me. C'è un'altra e potrei far l'amore, ma non è miele. Bravi, 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 bravi. Splendidi, bravi. splendidi, grazie. No, abbiamo un problema, perché noi eravamo lì che Alessandro faceva sì, però io voglio sentire anche Tu Canunchiagne, sì, però io voglio anche sentire, allora io adesso, no, quale anno prossimo? In questa puntata adesso non ce la faccio, però noi al termine di questa Ritorniamo puntata, un'altra volta. no, ti fai un altro viaggio, bello. La Roma è bellissima, quindi stai sereno, ci accordiamo se riusciamo per l'ultima puntata, così chiudiamo in bellezza. Dai, il Giardino dei Semplici, grazie. Grazie. Prendiamo un caffè con Gabriele Marconi, pausa caffè. Ho un armadio che vorrei eliminare dalla mia stanza. Non mi piace più. Però devo fare attenzione a non offenderlo. Mica ci voglio litigare. Come perché? Ma l'hai visto? È un armadio. Bentornati in studio dopo questa pausa caffè con Gabriele Marconi e dopo questo inizio di puntata col Giardino dei Semplici, quindi un'altra grande puntata di Mille Voci, ed è il momento di un artista, di un amico di Mille Voci che avete già avuto modo di ascoltare nel corso di questa edizione, che lui è un pioniere di questa trasmissione perché è stato ospite addirittura nella prima puntata della prima edizione di Mille Voci 17 anni fa. Lui è Daniele Sinasce. Ma che belle, Grazie. che belle anche le immagini, Daniele, Da Londra, splendide. da Londra. Da Londra hai fatto questo video. Questo videoclip è a cura di Walter Ceccomarini, che sicuramente conosceranno anche in regia. Renato, come sempre, ha avuto una premonizione, per cui ha scritto questa canzone che è bellissima e che parla di medicina, ma non soltanto la medicina, quella che si compra in farmacia, ma soprattutto quella che invece bisognerebbe avere tutti i giorni, di un bacio, di una stretta di mano, un abbraccio che secondo me è la migliore medicina. L'amore è la migliore l'amore. medicina di tutte. Grazie a Daniele Grazie a voi. Sinasce, grazie. Però mi sa che non ti faccio andare via senza averti fatto un'altra di queste cosette, soprattutto perché quella giacca mi fa impazzire. Dici, quindi eh? sì. Lo sapevo Adesso io. ci penso e vedo come posso incastrarti. Nel frattempo andiamo avanti e ospitiamo a Mille Voci un cantante, un cantautore che ha deciso e ha scelto Mille Voci per promuovere la sua musica. Alessio Del Freo. Vieni pure Alessio, ben trovato, benvenuto nella famiglia di Mille Voci.
Con l'occasione vi ricordo a tutti gli artisti che volessero partecipare a Mille Voci per promuovere la loro musica, potete trovare tutte le indicazioni sul sito www.millevoci.it, dove ci sono tutte le mail e i contatti. Mille Voci è una trasmissione che va in onda in tantissime emittenti regionali in Italia, sul canale 68 a livello nazionale, su Sky, sul satellite, quindi arriviamo in Brasile, in America, ci vedono e ci ascoltano ovunque. Poi c'è il canale YouTube di Mille Voci, dove troverete le esibizioni di tutti i cantanti che si sono avvicendati negli anni, quindi tutte le edizioni e le puntate di Mille Voci, e quindi anche a breve questa edizione. Così ho fatto pubblicità grazie ad Alessio Del Freo. Allora Alessio, da dove vieni? Allora, io vengo dalla Toscana, piena Val di Nievole. Senti che bell'accento, così musicale, guardate che meraviglia. Si sente? Si sente, bellissimo. E hai scritto questa canzone? Ho scritto questa canzone insieme a mio figlio, lo volevo sottolineare perché lui ha fatto gli arrangiamenti, mi ha curato tutto il disco. Come si chiama tuo figlio? Niccolò. Allora, salutiamo anche Niccolò e facciamo anche a Niccolò un applauso. Vedi? Ma tutto è nato perché dopo che c'è stato questo, siccome io ho sempre cantato tantissimo nei vari resort all'estero, e quando è successo quello che è successo, siamo stati fermi, io avevo intenzione di fermarmi veramente. Mio figlio non vuole, dice babbo devi continuare a cantare, e allora mi ha voluto produrre tutto un lavoro nella sua sala di registrazione. Ma che meraviglia, che bella cosa, dolce, tenera, allora ho detto, che lo voglio presentare perché assolutamente sì. Questo quindi è di due Del Freo, questo brano, di due Del Freo, dei due Del Freo, quindi sì. di Alessio e di Niccolò. E di Niccolò, che lui in realtà fa rap, a dire la verità. Quindi si è un po' dovuto adattare. Però è un po' un rap, un po' cantato, perciò poi viene da una famiglia neomelodica, quindi diciamo che nelle orecchie ho avuto sempre. Quindi chissà che la prossima edizione di Mille Voci non riusciamo a ospitare certo. anche Niccolò, così va bene. Allora, Alessio Del Freo con il suo Basterà. Volevo dirti una cosa, ma non è solo una cosa, e chissà se ti servirà quando sembra che basterà, basta tutto, basta niente, e se ti basta non ti sente, ma qualcosa ti servirà anche quando ti basterà. Credi poco quando credi, corri strada sotto ai piedi, credi meno, mangia e ama, non è pane ma ti sfama. Credi poco quando credi, corri strada sotto ai piedi, a me piangi un po' meno, l'amore ride quando è vero. No, vorrei dirti una cosa meravigliosa che ti serve e ti servirà quando sembra che basterà. Se vorrai sognare che ti basta da mangiare, anche un sogno ti servirà, anche quando basterà. Credi poco quando credi, corri strada sotto ai piedi,
ride quando è vero. È la frase bellissima di questo testo, in realtà l'ho scritto quando avevo 16 anni e l'ho ritrovato per caso durante un trasloco e mi sono anch'io meravigliato di aver detto queste cose, a dire la verità, a 16 anni, perché mi sono quasi riletto il futuro e ho capito che è vero che l'amore ride quando è vero e quando comincia a ridere meno che è un problema. Bellissima, grazie Alessio Del Preo, e un saluto a Niccolò, Certo. che ha partecipato alla realizzazione di questo certo. brano. Grazie Alessio. Grazie. E grazie a Mille Voci. Adesso vediamo se riusciamo con i potenti mezzi tecnologici a fare una cosa, che è quella di metterci in contatto con un cantante, un autore, un artista che avrebbe dovuto essere qui con noi, ma non è stato possibile che partecipasse per tutta una serie di vicissitudini e di problemi personali e familiari. Però ci tenevo troppo a riuscire a parlare un minutino con lui e a promuovere il suo libro, perché lui, oltre ad aver suonato, cantato, scritto grandissimi successi, eccolo lì, il nostro Franco Fasano, che ha scritto un libro bellissimo dal titolo Io amo. Vediamo se riesco a parlarci al telefono. Franco, mi senti? Ma certo che ti sento, da. Tesoro! Come Ma stai? che bello! Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Ciao, ciao Buonasera, Franco. buongiorno, buonanotte. Va bene Dipende. sempre, va bene sempre, perché Mille Voci poi va in onda tutte le ore del giorno e della notte, quindi quello che dici va Esatto. bene. Allora, Franco, lo dico subito, io il libro l'ho letto e tu lo sai, perché ho letto questo libro con un enorme piacere. È un libro di 33 capitoli, come i 33 giri. Ogni capitolo una canzone, come i vecchi 33 giri, adesso non ce ne sono più. E tu in questo libro racconti la tua storia, ma la tua storia che si intreccia fra la tua vita personale e la vita artistica, la tua carriera artistica, raccontando anche tanti aneddoti legati ai rapporti con i cantanti per i quali hai scritto, con gli arrangiatori, con gli autori. Veramente un libro appassionante, complimenti. Allora, guarda, questo libro nasce da un'intuizione di Massimiliano Beneggi, che durante il primo lockdown mi aveva fatto un'intervista e io ho accettato anche abbastanza un po' così, scettico, perché quando tu fai tante cose non ti rendi conto mentre le fai, che le fai nel tempo, e soprattutto le fai in tantissimi generi, stili musicali, e soprattutto anche a seconda delle occasioni che ti capita. Io ho iniziato a fare musica grazie alla passione che mi ha trasmesso mio padre, al quale io dedico questo libro, e mi sono ritrovato a trovare la postfazione di questo libro con due riflessioni che sono quelle dei due miei figli, uno più musicista, l'altro un po' più letterata. Mi dispiace non aver avuto la possibilità di averti qui ospite, ma ci dobbiamo in qualche maniera rifare, perché veramente meriti tu, come artista, come persona e come cantante, e grazie anche tra l'altro perché nel libro tu parli proprio di Mille Voci e Sì, nomini... perché Sì. io sono molto affezionato a Mille Voci, perché quando nel 2012 uscì un mio cofanetto importantissimo, dove mi sono in qualche maniera anche riappropriato, anche lì per una data importante, i miei 50 anni. Gianni Turco non mi ha chiamato soltanto per dare questa notizia, ma ha proprio voluto che io cantassi tutte e 26 le canzoni, Sì. quasi come ad esorcizzare i famosi tempi televisivi, che uno è costretto sempre a fare i medley solo delle canzoni famose e basta. E invece devo dire che questa cosa qua io non l'ho mai dimenticata, e anche quando ci sono stati 10 anni di Mille Voci l'anno scorso sono venuto, e quest'anno, anche se non sono di presenza, sono col cuore per un paio di motivi che tu sai, e speriamo di incontrarci presto, e faccio tantissimo in bocca al lupo anche al nostro caro amico Gianni. Grazie Franco, allora fatti salutare in musica indegnamente, però ho bisogno del coro, quindi facciamo un saluto insieme a Franco Fasano.
solamente tu. Non aver paura, non sarai più sola. Amo, Amo, io amo, tu sempre più su. noi fra Queste mura non sei è un'avventura. Amo, io amo, io amo. Ma bravi, ma grazie. E poi noi abbiamo una promessa che ci siamo fatti. Assolutamente sì, Franco, cercheremo. La diciamo? Vediamo. Diciamolo. Allora, abbiamo fatto una scommessa. Se Daphne fosse riuscita a leggere il libro in 5 giorni, io mi sarei dato disponibile a duettare con lei in una canzone che a lei piace moltissimo, che è Per niente al mondo, che presentai a Sanremo insieme a Flavia Fortunato. Questa cosa succederà. Ah, grazie, succederà perché è vero che io l'ho letto il libro in meno di 5 giorni perché mi dovevo preparare a farti l'intervista, quindi io ho mantenuto la mia promessa, adesso tu manterrai la tua a breve. Ti ringrazio, Grazie Franco. davvero. Grazie mille, Ciao, un ragazzi, abbraccio grazie. da tutti noi, grazie. Ciao Franco. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Guardate, non lo dico per dire, veramente l'ho letto e mi è veramente piaciuto questo libro, quindi ve lo consiglio perché è un libro piacevole, scorrevole, e poi vi racconta tanti retroscena di questi famosi Sanremo, di questi rapporti fra gli autori e i cantanti. È stato veramente interessante. Franco ha mantenuto un'eleganza e una pulizia nel corso di questo libro veramente incredibili, quindi leggete Io amo di Franco Fasano. E ora andiamo avanti con questa puntata ricca di emozioni, con un altro grande amico di Gianni Turco e di Mille Voci, grande compagno di viaggio di questa edizione, Riccardo Antonelli. Ciao Daphne. Riccardo, ci siamo abituati alla tua presenza, ma non ne abbiamo mai abbastanza. Quindi diciamo che tu adesso puoi fare quello che vuoi. Ah, che bello! E allora torniamo alla canzone napoletana? E ti pareva? Cioè qui non so se veramente voi lo fate apposta però, perché Ma guarda, lo fate per Gianni, dite la verità, perché quando vi presentate con la canzone napoletana sapete che... Sì, va bene, però la canzone napoletana fa parte insomma del mio repertorio e sì. comunque è molto bella veramente. Beh, il tuo repertorio è vastissimo perché tu canti il napoletano, il romano, canti Claudio Villa, canti i grandi autori, canti l'operetta, Accidenti, quindi qui sì. non ci facciamo mancare niente. Dimmi, la canzone di oggi è? Guaglione. Riccardo Antonelli, il nostro guaglione. Stai sempre qua, puntate qua, miezza sta via. Non mangia più, non dorme più, che pecondria. Quei picciri che venerdì sta gelosia. Tu vuoi soffrire, tu vuoi morire, chi tu fa fa? Chi desidereva sa, scordatella picciri, Cassio dice una papà. Chissà come va per finire, dai con me! E passa e spassa sotto a sto balcone, ma tu sei guaglione, tu non conosci femmine, sei ancora così giovane, tu sei guaglione che te mise in capo, va a giocare a pallone, che buono di sti lacrime, vatte non mi fa ridere, corre in braccio a tua mamma, non facciamo picciri. Dirle tutta la verità, che la mamma te può capire. Non è pittà, non allisciasti mustacelle. Non so per te, non cerchi te chi sto occhi è belle. Non t'avveniva pazzi acque guaioncelle. Non t'avveniva, c'è tempo di per te inguagliare.
chi desidereva sa, scorda delle pizzerie, Cassio dice una papà, chissà come va per me. Ancora! E passa e spassa sotto sul balcone, ma così guaglione, tu non conosci femmine, sei ancora così giovane, così guaglione che ti mise in capo a giocare pallone, che vanno di sti lacrime, fatte non mi fa ridere, corre in braccio a tua mamma, non facciamo piccerie, dille tutta la verità, che la mamma te può capire. Riccardo Antonelli, il nostro guaglione. Grazie Riccardo. Lo puoi dire adesso a chi tocca? Adesso dovrebbe toccare. Interrompiamo le trasmissioni. No, ti pareva? Mi prendono in giro. Dai, fai una presentazione. Sì, l'intervallo. No, non c'è l'intervallo. Signore e signori, non vi muovete da lì che adesso tocca a me. riprendiamo le trasmissioni con Daphne Barilaro. Oh, tu dici che c'è l'intervallo, cambiano canale, invece no, dovete rimanere qui con me perché vi canto una canzone di cui sono molto contenta, un'altra di quelle canzoni ascoltate con Gianni Turco e riarrangiate per l'occasione, un grande successo della musica leggera italiana. Sarò accompagnata nella coreografia dal coreografo e ballerino Fabrizio Musilli. Quando l'amore diventa poesia. Io canto il mio amore per te, questa notte diventa poesia, la mia voce sarà una lacrima di nostalgia, non ti chiederò mai perché da me sei andato via, per me è giusto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma stasera non posso parlare perché piangerei. Io canto la tristezza che è in me, questa notte sarà melodia, piango ancora per te anche se ormai è una follia. Non ti chiedo perché adesso tu non sei più mio, per me è giusto tutto quello che fai. Io ti amo e gridarlo vorrei, ma la voce dell'anima canta piano, lo sai.
Grazie Fabrizio Musilli, grazie Fabrizio. Grazie a tutti voi, ma prima di concludere questa puntata di Mille Voci, io voglio sfruttare al massimo la sua presenza perché lui secondo me fa proprio scena, è proprio scenografico. Daniele Sinasce, vieni qui perché adesso però ci siamo organizzati, noi dobbiamo fare una cosa di quelle... Ah, beh, sentite, dovete cantare con noi però, perché questa non potete non saperla. Guardate, allora vieni qui, ci vedete? Ci vedete dentro? Guarda, siamo qui, Siamo qui? Sì. Partiamo? Sì, Indovinate che cos'è? Il quadrato? Il quadrato! Il quadraro! Daniele Sinasce! Non batte le mani, non arriva domani. Anche voi dallo studio, anche voi cameraman, anche su in regia, fatemi vedere che battete le mani. Anche voi da casa, perché questo vale per tutti, chi non batte le mani non arriva domani. È incredibile, tutto lo studio sta battendo le mani. Ma lui chi è? E lui chi è? Grazie alla regia, a tutti i tecnici, a tutti i cameraman presenti che ormai conosciamo da tanti anni, Emanuele, a tutti quanti, grazie di cuore. E lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? Lui cos'è? Lui chi è? Già è difficile farlo con te. Mollalo! Lui chi è? Lui chi è? Lui cos'è? Lui cos'è? Lui com'è? Già è difficile farlo con te. Mollalo! Daniele Sinasce! Grazie! Qui hanno cantato tutti, hanno cantato anche su dalla regia. Hanno battuto le mani tutti. Un po' di appena hai detto chi non batte le mani, qua subito tutti così stavano. Visto telecamere che Hai fluttuavano. visto? Grazie a Daniele Sinasce. Grazie a Rimani voi. qui con me. Sì. Venite qui vicino a me, voi che vi siete esibiti nel corso di questa puntata. Che meraviglia. Giardino dei Semplici, Alessio Del Freo, Riccardo Antonelli. Grazie al maestro Alessandro per questa puntata, per la compagnia. Un saluto anche a Franco Fasano che abbiamo sentito al telefono. Grazie a tutti i tecnici, grazie alla regia e adesso sigla! Senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci vedrai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Mille voci suonano potenti come mille baci, quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci vedrai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Alla prossima puntata, grazie! Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio, se tu non ci sarai.
giochi della sera, i tuoi momenti in fiore, la tua serenità. Quegli occhi così grandi da fare invidia al cielo e l'onda dei capelli legati con un filo, quel filo di pensieri bellissimi che hai. Regalami semmai un breve istante, poi regalami un sorriso per le mie notti insonni, per quando farà buio, se tu non ci sarai. Nell'altra puntata avevamo raccontato che a un certo punto io ho cominciato a scrivere le canzoni per lo Zecchino d'Oro. Questa è la prima. Cos'è una goccia d'acqua se pensi al mare? Un seme piccolino di un melograno, un filo d'erba verde in un grande prato, una goccia di rugiada. Che cos'è? Il passo di un bambino, una nota sola, un segno sopra un rigo, una parola. Qualcuno dice un niente, ma non è vero, perché lo sai, perché lo sai, perché goccia dopo goccia nasce un fiume, un passo dopo l'altro si va lontano, una parola appena ed ecco una canzone, da un ciao detto per caso un'amicizia nuova. E se una voce sola si sente poco, insieme a tante altre diventa un coro, e ognuno può cantare anche se stonato, dal niente nasce niente, questo sì. Non è importante se non siamo grandi come le montagne, come le montagne. Quello che conta è stare tutti insieme per aiutare chi non ce la fa. Non è importante se non siamo grandi come le montagne, come le montagne. Quello che conta è stare tutti insieme, dal niente nasce niente, questo sì. Dal niente nasce niente, questo sì. Dal niente nasce niente, questo sì. Dal niente nasce niente. Tutto qui. Questa invece si intitola Per me e per Berlincioni, che ha scritto questa lettera. Le ultime tre cose, ma voi non l'avete conosciuta con questo titolo. Ti lascerò andare, io che non ho avuto mai il privilegio di poterti trattenere. Così potrai viaggiare in quei sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. E lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare, ma è la tua vita e non trattarla male. Ti lascerò crescere, ti lascerò scegliere, ti lascerò anche sbagliare, ti lascerò. Ti lascerò decidere per chi sarà al tuo fianco, piuttosto che permettere di dirmi che sei stanca. Lo faccio perché in te ho amato tutto il tuo coraggio e quella forza di cambiare per poi ricominciare.
guardare il mio silenzio e sentirai gridare. Ti lascerò vivere, ti lascerò ridere, ti lascerò. Di me ti lascerò le ultime 3 cose, queste parole, un bene immenso ed il mio nome. Puoi sceglierne una sola, o se tu vuoi nessuna, almeno non dimenticarmi mai. Ma dove va a finire il cielo? Magari dove dormi tu? E respirare sul tuo seno. Io amo. Solamente tu. Non aver paura. Non sarai più sola. Amo, amo, io amo. Solamente tu. Non aver paura. Non sarai più sola. Io amo, amo, io amo. Io amo. Io amo. Io Franco Fasano! Grazie, grazie. Grazie, che momento magico!